A tutti i lavoratori sono riconosciute le festività nazionali. Attualmente la legge riconosce come festive 12 giornate: il 1 gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio, festa dei lavoratori, il 2 giugno per la festa della Repubblica, il 15 agosto, il 1 novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre Santo Stefano e la festa del santo patrono del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro e che quindi cambia da paese a paese. I giorni di festa, ad eccezione della domenica, sono sempre retribuiti e il compenso varia in funzione del tipo di orario di lavoro. Per i contratti a tempo pieno viene corrisposta la normale retribuzione giornaliera, mentre per i contratti ad ore la retribuzione è pari ad 1/6 dell'orario settimanale. Il calcolo va eseguito in base alla normale paga oraria, a prescindere dal fatto che in queste giornate fosse o meno prevista l'attività lavorativa. In caso di prestazione lavorativa svolta durante le festività, il lavoratore deve percepire, in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 60%. Vi ricordiamo che le ore lavorate durante le festività devono sempre essere indicate in busta paga sotto una voce apposita, specificando il numero delle ore e la relativa retribuzione. Se la festività infrasettimanale coincide con la domenica, il lavoratore ha diritto in alternativa o al recupero del riposo in altra giornata o al pagamento di un 26esimo della retribuzione globale di fatto mensile. Se il lavoratore professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione di un giorno diverso dalla domenica, è possibile concordare una giornata alternativa durante la negoziazione del contratto.